Se amate il tiramisù, aspettate di provare questa versione al limone. È fresca, golosa e perfetta per l'estate, utilissima per riciclare la crema pasticcera. Iniziamo preparando il lemon curd. In un pentolino mettiamo lo zucchero e la scorza di limone grattugiata. Aggiungiamo il succo di limone, le uova intere e i tuorli d'uovo. Mescoliamo bene e poi portiamo sul fuoco. Continuiamo a mescolare per qualche minuto fino a quando la crema non si sarà addensata. Trasferiamo in un contenitore di vetro, copriamo con la pellicola e mettiamo da parte. Ora dedichiamoci alla crema, mettiamo il mascarpone in una ciotola capiente, ammorbidiamolo con una spatola, aggiungiamo la crema pasticcera e mescoliamo con una frusta fino a creare un composto liscio e senza grumi. Prepariamo la bagna facendo bollire zucchero, acqua e scorze di limone, poi aggiungiamo il limoncello e inzuppiamo i nostri biscotti. Creiamo un primo strato di biscotto sulla base della pirofila, poi continuiamo realizzando uno strato di crema al mascarpone, ancora uno di biscotti e finiamo con la crema di mascarpone. Mi raccomando, siate generosi. Adesso è il momento di colare il nostro lemon curd. Se si sarà addensato troppo è possibile scaldarlo a bagnomaria per renderlo più fluido. Scuotiamo la teglia per livellare la superficie e mettiamo a riposare in frigo per qualche ora. Lo so che questo è il momento più duro, ma dobbiamo aspettare perché il risultato vale veramente l'attesa.